12 morti oggi in Calabria è una delle cifre più alte registrate da inizio pandemia. Da domani fino a martedì l'Italia avrà un unico colore e la nostra regione resterà in zona rossa. L'ASP di Cosenza attiva altri 6 centri vaccinali in provincia per garantire al meglio la copertura del territorio, ma resta il problema delle poche dosi. Protestano i non vedenti, siamo stati esclusi dalle categorie dei fragili, per noi niente vaccino. La Regione ha previsto un sostegno alle imprese mettendo in campo 35 milioni di euro, 25 per la riqualificazione del personale e fino a 100.000 euro per i costi salariali. Sversamenti di rifiuti e incendi dolosi, 5 arresti e 90 denunce. Gioia Tauro, l'operazione denominata Madre Natura condotta dai carabinieri. Il Cosenza vince al Marulla e batte l'Ascoli per 2-1 nella prima delle due sfide casalinghe. Si tornerà in campo lunedì con la Cremonese. Ben ritrovati dalla redazione del TG10. La Calabria dunque resterà in zona rossa e quanto emerge dal monitoraggio settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità e del Ministero della Salute. Intanto il bollettino di oggi nella nostra regione registra 12 morti e 465 nuovi contagi. Vediamo. Nelle ultime 24 ore in Calabria sono stati effettuati 3.508 tamponi, 465 nuovi contagi, in particolare Cosenza 176, Catanzaro 98, Crotone 85, Vibo Valentia 12, Reggio Calabria 93. I ricoveri in regione sono 406, in terapia intensiva 36, 12 i decessi ed è proprio il numero dei morti, una delle cifre più alte registrate da inizio pandemia, a pesare in questo venerdì santo di Passione. In totale le vittime di coronavirus nella nostra regione sono state 835, come se fosse sparito in un anno uno dei tanti piccoli paesi di provincia. Da domani l'Italia avrà un solo colore, il rosso. Sarà un'altra Pasqua caratterizzata dalle restrizioni. Martedì nuovo cambio di colore, ma non per la Calabria, che il rosso resterà anche per la prossima settimana. È il nuovo monitoraggio dell'Istituto Superiore di Sanità a inserire la nostra regione nella fascia a rischio alto, in cui l'indice di contagio RT resta a 1,33, la media nazionale è allo 0,98. La situazione è in lieve miglioramento, ma c'è il carico sugli ospedali, ha detto Gianni Rezza, direttore della prevenzione del Ministero della Salute. Insomma, non è tempo di abbassare la guardia. L'azienda sanitaria provinciale di Cosenza attiva nuovi centri vaccinali per la provincia Abruzia. Il fine è quello di garantire al meglio la copertura del territorio, ma resta un problema, quello delle poche dosi di vaccino. Vediamo. L'ASP di Cosenza amplia i punti vaccinali attivati in piattaforma i centri vaccinali di Rende Parco Acquatico, Acri, Cetraro, Roggiano Gravina, Cariati, Lattarico, Cassano, Trebisacce e Praiammare. Gli ambulatori vaccinali sono invece Cosenza Via degli Stadi, Aprigliano, Rende Poliambulatorio, Castrovillari Poliambulatorio, Amantea Poliambulatorio, Rossano Viale De Rosis e Corigliano Centro Eccellenza. Altri punti verranno attivati a breve, però in base all'arrivo dei vaccini. Ho parlato con dei collaboratori del generale Figliolo che mi hanno rassicurato sul fatto che la Calabria verrà attenzionata, nel senso che mi hanno assicurato che nel mese di aprile noi dovremmo avere più di 200.000 dosi di vaccino complessivamente. Se effettivamente il mese di aprile parte dal 7 aprile, vuol dire che ogni giorno la Calabria avrà la disponibilità più o meno di 10.000 dosi di vaccino. Ovviamente nel momento in cui ci è stato assicurato che aumenteranno le dosi di vaccino, noi non abbiamo fatto altro che aumentare il numero di centri vaccinali. E questo, se abbiamo un po' di pazienza, eviterà anche i viaggi non proponibili. Non è possibile che un cittadino di Cosenza vada, ultra ottantenne o fragile, vada
a Rossano, per dire uno, per vaccinarsi, quindi con lo stress per il viaggio di andata, l'attesa per la vaccinazione, i 15 minuti dopo la vaccinazione e lo stress per il viaggio di ritorno. Bisogna solo avere un po' di pazienza, perché stiamo creando dei centri prossimi ai nostri anziani e ai soggetti vulnerabili. Per cui già da oggi sono attivi altri, credo, 10 centri. Nei prossimi giorni arriveremo a più di 20 centri e noi abbiamo in programma di attivare 40 centri vaccinali. Dal 10 aprile dovrebbe essere attivato anche l'hub vaccinale presso il Palazzetto dello Sport di Corigliano, con una capacità di erogare 800 vaccinazioni al giorno. E speriamo che questa svolta arrivi, intanto la realtà è molto diversa e oggi ci sono stati dei ritardi nella consegna del vaccino Moderna in tutta la regione, che questi ritardi hanno scatenato proteste anche in provincia di Cosenza, eppure le dosi sono giunte a Fiumicino qualche giorno fa. Intanto la Johnson fa sapere che nonostante gli intoppi le dosi previste verranno consegnate entro metà aprile. Per quanto riguarda il vaccino della Moderna, nel pomeriggio sono arrivate le dosi a Cosenza, ma facciamo il punto in questo servizio. Ecco l'arrivo delle 500.000 dosi di vaccino Moderna all'aeroporto di Roma Fiumicino, prima di essere trasferite all'Hub Nazionale Vaccini della Difesa a Pratica di Mare, da dove era prevista poi la consegna ai punti vaccinali dell'intero paese. Anche in Calabria dovevano arrivare queste dosi per garantire le somministrazioni già programmate, ma la mancata consegna delle dosi ha mandato in tilt l'organizzazione, con le conseguenti proteste. Le più vibranti arrivano da Aprigliano, dove dopo una lunga attesa alle persone già prenotate è stato detto di tornare nel pomeriggio, sperando nella consegna delle dosi di Moderna, che per tutta l'area del Cosentino giungono a Castrovillari per poi essere distribuite al territorio provinciale. Eppure quello arrivato pochi giorni fa nella capitale era il lotto numericamente più consistente finora arrivato da Moderna, che porta il totale del primo trimestre del 2021 a circa 830.000 dosi complessive di questo tipo di vaccino. E c'è attesa anche per il Johnson & Johnson. L'azienda farmaceutica statunitense fa sapere che rispetterà l'impegno delle 200 milioni di dosi all'Unione Europea da metà aprile, iniziando le consegne nella seconda metà di aprile, come precedentemente comunicato. Dopo il blocco di un lotto di principio attivo non conforme agli standard di qualità, fanno sapere, continuiamo a prevedere di consegnare oltre 1 miliardo di dosi del nostro vaccino contro il Covid-19 entro la fine del 2021, ha fatto sapere l'azienda. Nel pomeriggio, scortati dai carabinieri e a bordo di un mezzo militare, sono arrivati a Cosenza gli attesi vaccini Moderna. Dalla caserma di via Pane Bianco le fiale viaggeranno verso Castrovillari, da cui poi saranno distribuite e torneranno nella città dei Bruzzi. Domani le sedute vaccinali già fissate dovrebbero svolgersi regolarmente, nonostante la vigilia di festa. E c'è un altro problema che riguarda soprattutto i pazienti fragili e gli estremamente vulnerabili. Non tutti riescono a prenotarsi sulla piattaforma e c'è un caso che è davvero, questo caso ha davvero dell'incredibile. Parliamo dei non vedenti, sono stati esclusi dalle categorie. Per noi dicono niente vaccino. Vediamo. Il vaccino dei paradossi, c'è chi non considerati categoria fragile, a denunciarlo al nostro TG il presidente dell'associazione regionale. Siamo considerati non fragili, non persone fragili, noi ciechi, noi che vediamo che le nostre mani, noi che dobbiamo camminare sempre accompagnati dai nostri familiari, tocchiamo tutto ciò che c'è da toccare, voi sapete bene che poi il contatto che facciamo è la trasformazione del virus attraverso le persone. Noi il 10 marzo è stato pubblicato dalla Regione Calabria gli aventi diritti le persone fragili, tra cui c'eravamo noi col codice di invalidità civile, il C05.
Il 25 è stato pubblicato un'altra scheda di aventi diritti, che in questa scheda i ciechi non ci sono, quindi non sono considerati persone fragili, perché non andiamo, i ciechi non contraggono la malattia come gli altri aventi diritto. Tanto rispetto per le persone trapiantati, eccetera, eccetera, no? Però io penso che anche noi siamo messi in posizioni molto, molto gravi, perché se noi non siamo considerati persone fragili, e che siamo considerate? Perché poi la fragilità si vede in base anche alla legge 104. L'associazione ha protestato, inviato PEC, alzato la voce. Quali risposte? Io ho fatto una lettera al commissario Longo e non ho avuto ancora nessuna risposta. L'ha fatto anche la fan della Fish per avere un incontro con il commissario Longo, ma non abbiamo avuto ancora nessun appuntamento, perché poi ci rimandano per la registrazione sulle piattaforme, ma sulle piattaforme ormai non ci fanno accedere. Mettiamo il nostro codice fiscale, il numero della scheda di sanità, ma non ci fanno entrare perché non siamo considerate persone fragili e quindi non ci fanno accedere alla prenotazione per il vaccino. Purtroppo abbiamo anche avevo fatto un'altra lettera più di un mese fa, che avevamo messo a disposizione le nostre sedi come sede di vaccinazione. A Cosenza l'hanno fatto, hanno fatto gli ottantenni normodotati, li hanno vaccinati, però a noi ciechi purtroppo non è ancora arrivato il turno. Questo turno nostro quando arriva, perché noi purtroppo siamo in balia delle onde, non sappiamo quando vaccinarci, non sappiamo nulla, e soprattutto non sono inseriti nemmeno i familiari come accompagnamento. Io non parlo solo dei ciechi, ma anche degli invalidi civili al 100% con diritto di accompagnamento, quindi i familiari non li prendono nemmeno in considerazione. Ora l'annunziata di Cosenza per mostrarvi la situazione in un video inviato da un nostro telespettatore che ci mostra l'odissea dei vaccini per i pazienti fragili e con patologie gravi. Vediamo. Questo che vi mostriamo è un video inviato da un nostro telespettatore che ci mostra qual è la situazione di questa mattina all'ospedale dell'Annunziata di Cosenza, dove queste persone sono in attesa di fare il vaccino. Sono soggetti fragili e con gravi patologie per i quali necessita un tipo di vaccinazione con Pfizer o Moderna in un ambiente protetto, che sono in coda in attesa del loro turno. Guardate, l'organizzazione lascia un po' a desiderare e c'è anche rischio di assembramento. E restiamo all'Annunziata di Cosenza perché una dottoressa in servizio al pronto soccorso dell'ospedale è stata aggredita da un giovane per il quale era stata attivata una procedura per ricovero coatto. Lo denuncia Claudio Picarelli, segretario regionale della Federazione Sindacale dei Medici Uniti. Ora basta, afferma Picarelli, 2 aggressioni in soli 7 giorni. La settimana scorsa il cortile dell'ospedale occupato dai familiari di un uomo morto proprio nel nosocomio, e le istituzioni sono inerti, non affrontano il problema della sicurezza e della riorganizzazione e potenziamento del personale e dei servizi. All'Annunziata siamo lasciati soli. L'aggressore, riferisce Picarelli, è incapace di comprendere fino in fondo la gravità del gesto compiuto. Il nodo però, prosegue, che il medico si è trovato da solo ad affrontare l'improvvisa aggressione, visto che il personale infermieristico in servizio con il sanitario era contemporaneamente impegnato ad assistere un paziente affetto da infarto acuto del miocardio, presente nello stesso momento in ambulatorio, un rischio evidenziato più volte alla direzione ma mai affrontato. Purtroppo, conclude il dottor Picarelli, la FISM, quindi il sindacato, denuncia la grave
carenza di personale medico e infermieristico ed anche della figura del primario, ma il nuovo commissario straordinario, nel corso di un incontro a lungo sollecitato, ha liquidato la questione solo con promesse, ma anche sostenendo di avere un sufficiente numero di sanitari in organico, 13, in realtà molto distante dal reale numero dei medici rimasti in servizio, che sono 7. Cambiamo argomento. Oggi la Calabria celebra il suo patrono, San Francesco di Paola, nel venerdì santo della pandemia, che quindi condiziona i riti della settimana santa. Ma sentiamo il vescovo della diocesi di Cosenza Bisignano, che invita alla speranza. Non è un giorno qualunque per la Calabria il 2 aprile, il pensiero rivolto al santuario di Paola, quest'anno la coincidenza del venerdì santo che riporta alla memoria indietro nel tempo. 514 anni fa ci lasciava San Francesco, patrono della Calabria e della gente di mare. Quest'anno la ricorrenza e la Pasqua vicina, condizionati dalla pandemia, ma è il vescovo di Cosenza a lanciare un messaggio di speranza. Vorrei cominciare proprio con le parole di Papa Francesco, il quale dice che l'anno scorso eravamo impauriti, quest'anno siamo stanchi. E comunque c'è questo sentimento di stanchezza, di sfiducia, qualcosa che ci porta a non sperare. Invece la felice coincidenza che nel 1507 San Francesco è morto proprio il giorno del Venerdì Santo, e oggi ricordiamo anche la morte di Giovanni Paolo II, il Papa della Misericordia, ci portano alla speranza verso la Pasqua. Tutti, penso, abbiamo vissuto, viviamo un Venerdì Santo, un Sabato Santo, Venerdì Santo di passione, di prove, di sofferenze, un Sabato Santo di silenzio, di nascondimento, di solitudine. E ambedue però ci portano inesorabilmente verso la Pasqua, e questa è la nostra speranza grande. Più diciamo il buio si fa insopportabile, più siamo verso l'aurora, e questa speranza non ci deve mai lasciare, perché Cristo ha detto: io sarò sempre con voi tutti i giorni fino alla fine. Qualche volta noi abbiamo chiesto, chiederemo grazie al Signore, e forse non ce le dà, ma perché ci dà qualcosa di più importante. Lui non sempre ci dà quello che noi chiediamo, ma sempre ci dà quello che è un bene per noi, è qualcosa che va oltre noi stessi. Ma possiamo anche vedere la speranza. Noi abbiamo tanti incontri di famiglie, di giovani, di aver ritrovato l'essenziale. Io penso che abbiamo trascorso un anno di prova, un anno di verità su noi stessi, sulle nostre famiglie, sulla nostra società. Speriamo che possa rimanere qualcosa che ci porti a fare il bene non solo con chi sta intorno a noi, ma con tutti. Io dico sempre che l'unico modo per vincere l'associazione del male o mafiosa è quella di associarci nel bene, mettere insieme il bene che ci abbiamo, e la Calabria ha tanto bene. Abbiamo scoperto un volontariato che è straordinario, abbiamo scoperto dei giovani che quando si danno delle motivazioni rispondono in maniera straordinaria. Abbiamo scoperto che c'è voglia di ritrovarsi, dobbiamo ritrovarci insieme, ma per gioire, per confrontarci, per crescere, per maturare in quella una volta si chiamava educazione civica, che purtroppo spesso ci manca, nel rispetto della natura, nel rispetto dell'ambiente, del creato, e poi nel rispetto di noi stessi, perché noi siamo figli di Dio e Dio non si scorda mai dei suoi figli, anche quando sembra che li punisca, in realtà li vuole migliori. Aiuti alle imprese. La Regione Calabria impegna 35 milioni di euro, previsti contributi fino a 25.000 euro per la riqualificazione del personale. L'assessore Orso Marso dice: un ponte oltre la crisi e il tempo della ripartenza. Vediamo.
supportare la competitività delle realtà produttive e mantenere i livelli occupazionali. Con questo scopo la Regione Calabria ha pubblicato una manifestazione di interesse con aiuti alle imprese impegnando 35 milioni di euro. Che va nella direzione di dare un doppio contributo a fondo perduto, il contributo di 25.000 euro per riqualificare, riformare il proprio personale, per non espungerlo dal mercato del lavoro, cioè l'idea è ovviamente quella di dire pensiamo ad un ristorante, parliamo ovviamente alle imprese che hanno avuto sofferenze, non finanziamo sicuramente i supermercati che hanno continuato a vedere aumentati i propri fatturati, 25.000 euro massimo per ogni impresa per riqualificare e formare il personale, che sia un corso di inglese, sia un corso sulla digitalizzazione o quant'altro, e 100.000 euro a fondo perduto per ogni impresa che insiste che bisogna, lo diciamo anche ogni tanto a chi fa una verifica un po' polemica, a studiare molto, cioè il nuovo regime d'aiuto permette di intervenire fino all'80% sui salari lordi delle imprese, quindi immaginate un ristorante, un'attività in crisi che rischiava o rischia di licenziare i dipendenti, in pratica noi per il prossimo anno paghiamo i salari di quelli che non hanno il rischio di licenziamento. Una misura importante, una misura di cui andiamo orgogliosi con i miei collaboratori e ci piaceva testimoniarlo. Sono previsti contributi anche per chi è disoccupato, come conferma l'assessore allo sviluppo economico che parla di ponte oltre la crisi. Invece per gli inoccupati, per chi magari è stato ha perso il lavoro, un disoccupato di lunga durata, 7 milioni di euro di finanziamento di tirocini per 6 mesi un'impresa, ma non remunerati come la vecchia dote della regione che dava 400 euro al mese, ma daremo 750 euro al mese, che è un po' di più o pari al reddito di cittadinanza, che non ci pare abbia funzionato, per dire a un uomo di 50 anni, 40 anni e anche 60 anni che se vuole fare un tirocinio per trovare una occupazione può farlo con tranquillità, perché ha la giusta dimensione per dedicarsi a quel tirocinio e quindi poter costruire un nuovo percorso di lavoro nel tempo di vita di lavoro che gli resta. A questo aggiungiamo anche, sono già usciti e sono già operativi per quanto riguarda invece gli under 35, cioè il programma Garanzia Giovani che riguarda i soggetti da 16 anni a 35 anni, 2 bandi di formazione, il primo per i 16enni e i 18enni che è di 8 milioni di euro e un altro bando di formazione che è collegato all'occupazione, finita la formazione, l'occupazione sono altri 4 milioni di euro che riguardano i giovani dai 18 ai 35 anni e sta per uscire, per quanto riguarda sempre Garanzia Giovani, un bando di tirocini da 20 milioni di euro. La cronaca adesso è di un morto e un ferito, il bilancio di un incidente stradale avvenuto sulla statale 106 in prossimità dello svincolo di Sibari nel territorio di Cassano allo Ionio. A scontrarsi frontalmente per cause in corso di accertamento un'autovettura e un autoarticolato. Nell'impatto è morta sul colpo la conducente dell'auto, una donna di 64 anni. Sul posto con i mezzi di soccorso del servizio SUEM 118 che hanno accertato il decesso della donna è intervenuta una pattuglia della Polizia Stradale di Trebisacce che ha avviato i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente. È stato allertato l'elisoccorso che è giunto da Cosenza. A seguito dell'incidente si sono registrati disagi e rallentamenti alla circolazione in direzione Taranto. Sul posto presenti squadre dell'ANAS per la gestione della viabilità. A Gioia Tauro perché stamattina è scattata l'operazione che si chiama Madre Natura, sversamenti di rifiuti e incendi dolosi, 5 arresti, 90 le denunce. Vediamo. L'hanno denominata Madre Natura l'inchiesta partita nel 2019 che oggi ha portato ad un blitz compiuto dai carabinieri della compagnia di Gioia Tauro. I militari dell'Arma, sotto il coordinamento della Procura di Palmi, hanno dato esecuzione a 5 arresti, hanno eseguito 26 sequestri preventivi di veicoli, denunciato 90 persone. L'accusa è di sversamenti illeciti di rifiuti e incendi dolosi. Il lavoro investigativo dei carabinieri era cominciato per arginare il fenomeno dello smaltimento illecito di rifiuti. Il quartiere Ciambra e la via Smara di Gioia Tauro erano stati trasformati in vere e proprie discariche abusive, dove venivano sversati rifiuti di ogni tipo ad opera di privati cittadini.
Nello specifico, gli uomini dell'Arma hanno accertato innumerevoli condotte illecite da parte di 90 persone che hanno violato il codice dell'ambiente attraverso attività di gestione non autorizzata di rifiuti e violazione di sigilli in aree sottoposte a sequestro. Altre 5 persone sono state arrestate perché accusate di combustione illecita di rifiuti, incendio ed evasione. In quest'ultimo caso una persona che si trovava ai domiciliari era evasa per incendiare un cumulo di immondizie. Sono stati inoltre sequestrati i veicoli utilizzati da alcuni indagati per compiere le condotte illecite oggetto dell'inchiesta. Lo sport, la Reggina ha battuto il Venezia per 2-0, il Cosenza vince al Marulla e batte l'Ascoli per 2-1 nella prima delle 2 sfide casalinghe. Si tornerà in campo per quanto riguarda i Lupi lunedì con la Cremonese. Vediamo. Il Cosenza vince e rimonta e al Marulla batte l'Ascoli nella prima delle 2 sfide ravvicinate di Pasqua e vola a 32 punti in classifica. Una gara da 2 volti per la formazione di Occhiuzzi, condannata a vincere e per tenersi stretto il sogno salvezza. Al pronti via i Lupi giocano in maniera contratta, sentono forte la pressione della sfida e dopo il forfait di Gerbo, che accusa un problema e lascia il posto a Corsi, arriva la doccia fredda al 20°. L'Ascoli passa in vantaggio con il colpo di testa di 40 che trova la deviazione vincente sul calcio piazzato battuto da Sabiri. 1-0 è tutto da rifare per i padroni di casa, che perdono anche Petrucci per infortunio, sostituito da Conè. I Lupi cercano il pari allo scadere della prima frazione. Iozzi viene trattenuto da Brosco in area, il direttore di gara assegna il penalty e dagli 11 metri Tremolada non sbaglia spiazzando le ali. Si va a riposo sul risultato di parità, ma poi nella ripresa il Cosenza cambia approccio e gioca con grinta e aggressività con l'obiettivo di vincere la sfida. Ci prova Tremolada dalla distanza, ma il suo tiro è telefonato. Poi al 9° è Conè a portare in vantaggio i Lupi con una conclusione angolata dal limite dell'area che non lascia scampo alle ali. La squadra di Sottil fatica a contenere le folate dei padroni di casa, ma va vicinissima al pari con l'ex Dorazio. L'arbitro però annulla perché il pallone oltrepassa la linea di fondo. La gara scivola via fino al 95° e poi al triplice fischio l'abbraccio dei Lupi, che dimostrano la loro forza e guardano con più fiducia alla sfida di lunedì con la Cremonese. Questo gruppo ha una grossa anima importante. Da parte mia ho sempre detto che il lavoro determina, noi lavoriamo tanto, quindi io a loro li tengo in campo 2 ore al giorno, vi assicuro 2 ore al giorno, a volte vado pure oltre, perché per me il lavoro determina tutto e poi lo riporti in campo la domenica, quindi avanti con questa testa, con questo cuore. Il traguardo si deve raggiungere alla fine, quindi passo dopo passo, e quindi la testa deve essere quella di guardare gara dopo gara. La gara di oggi è passata. Dobbiamo guardare subito, il presente sarà la Cremonese, quindi già pensiamo alla Cremonese. Chiudiamo con le previsioni del tempo. Il rinforzo dell'alta pressione sul nord Atlantico favorirà la discesa di una saccatura polare verso l'Italia, che provocherà la formazione di una bassa pressione sul Mediterraneo occidentale tra Sardegna e Baleari, la quale influenzerà il tempo nel weekend pasquale. Domani per tutta la giornata parzialmente nuvoloso, a tratti nuvoloso con possibilità di deboli piogge sparse a macchia di leopardo. Temperature in ulteriore aumento nei valori minimi. Domani venti dei quadranti meridionali moderati sul Mar Ionio e sul Basso Tirreno, che infatti si presenteranno mossi, addirittura sarà molto mosso lo Ionio al largo. I venti invece soffieranno da est deboli, a tratti moderati, su Medio Alto Tirreno, che invece si presenterà ancora poco mosso. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al sito www.meteoincalabria.com e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. È tutto, ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, grazie in regia a Michele Cava, in messa in onda a Giuseppe Costanzo, noi vi auguriamo un buon proseguimento.